Buongiorno Fioi, da me e dalla mia tasca della Van Life. Ciao, ci sono camper ovunque, anche al di fuori dei parcheggi camper, però effettivamente questo non deve preoccupare in quanto siamo a Pasqua, insomma adesso non so se è Pasqua oggi, però è il periodo di Pasqua, è il 2 aprile oggi, 2026. Vabbè dai, tanto adesso appena è pronta la tisana io mi metto a lavorare come un monaco la partita IVA. Sì, perché quei svegli fai truffe o i mantenuti E mi nomico così, Dio caro. La mia vita sembra bella. No, beh, è bella. Voglio dire, la mia vita sembra facile, ma ti assicuro che non lo è. Sono le 3 del pomeriggio, ho appena buttato giù il telefono con una cliente, la quale è scoppiata in lacrime perché le ho recuperato tutti gli account social che le avevano hackerato, che per lei erano fondamentali per il lavoro. Ma appunto sono senza mangiare, ho fame, ma a parte il mangiare rischio veramente di continuo di non riuscire a fare la spesa perché non ho tempo. Comunque vabbè, oggi era la giornata dedicata completamente al lavoro, quindi insomma non ci sono problemi, anche se lavoro dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. Porca miseria. Vabbè, insomma è un modo del mio lavoro che mi consente di ingrumare per poi magari avere altri giorni liberi, insomma, hai capito? Ecco. Ok, sono le 16, devo ancora farmi il pranzo, forse è il caso che mi do una regolata perché sennò veramente Fioi è inutile fare questo giro, questo spostamento in Scozia, quindi devo veramente iniziare a darmi degli orari, perché sai purtroppo la cosa brutta è che siccome vado a ore, cioè il 90% dei miei interventi è a ore, cioè, più sto dietro alla gente, più va sui conti, quindi è ovvio che un po' come un meccanico, se ti porta in macchina di continuo, cosa fai? Gli dici di no? Invece no, bisogna imparare a dire di no, cioè di no, perlomeno non posso, non ho tempo, buon ciao Fioi, fu mangiare. Buongiorno Fioi, da come avrete brillato, perché sigo Dio caro, mi pare adesso ma non è una volta che sigo. Allora, un po' calma, composti. Da come avrete brillantemente notato, siamo partiti, ok? Siamo partiti da Vipiteno. Vi dirò che da Vipiteno al parcheggio, quello tattico gratuito che vi ho messo vicino ai campi da tennis lì a Stoccarda, ci sono 380 km circa. Ovviamente, perlomeno per me, che non voglio rotture di balle in questo migramento, tutto con autostrada. Abbiamo preso l'autostrada del Brennero, allora, devo fare anche un Birol, va bene dai. Birol è quando parli e sopra scorrono i filmati. Ho fatto un rabocco di gasolio a Vipiteno che era 2,160 euro al litro. Vedremo poi in Austria se non si capisce niente, ci sono tante app qua e là, ma si aspetta già che ci siamo. La vignetta l'ho presa online, il nome del sito non me lo ricordo, è un acronimo di 5 lettere e vende le vignette sia per Slovenia ed Austria, è diciamo il portale ufficiale, ok? Casomai su Google scrivi vignetta Austria. Il costo è di 9,60 euro e appunto si può acquistare anche solo online perché è facilmente trovabile la vignetta di un giorno, mentre magia vuole che quando la prendi nei distributori in giro non c'è mai quella da un giorno, ti tocca minimo quella una settimana, ok? E punto numero 1, la puoi pagare con qualsiasi metodo di pagamento istantaneo, quindi carta di credito, Apple Pay, Google Pay, PayPal, tutto quello che vuoi e basta. Io sempre controcorrente, coda che entra in Italia e autostrada completamente vuota che esce dall'Italia. Ecco, qui è tornata quell'empatia che credevo aver perso. E guardate a sinistra, c'è la coda, ormai abbiamo passato i 60 km di coda. Cioè, mi chiedo poretta sta gente, anche se gli scappa da pisciare. Mamma mia.
the days on the run. Poi tornando al discorso di prima, guarda qua, cioè è da 140 km che continua, perché non sono magari fermissimi, però sta coda che sono quasi fermi, cazzo, cioè poretti. Quindi diciamo che sotto il periodo di Pasqua, sotto il ponte di Pasqua, viene giù il male, tutti i tedeschi in Italia. Dopo, per carità, non so in che parte dell'Italia, però veramente mai vista una coda del genere in tutta la mia vita, è infinita, cioè è tutta la strada bloccata con dei piccoli tratti che magari si è liberato un attimino, ma è tutta la strada che scende verso l'Italia così, pazzesco. Ok, vabbè Fioi, non ne parliamo più. Abbiamo però passato i 160 km di coda, cioè guarda, sono fermi, guarda le ruote, cioè è pazzesco, veramente, non vorrei essere un tedesco, ecco perché i tedeschi qui arriva in Italia e tutti incassai come una bisara nera, grazie al cazzo di... Oh, la strada è estremamente piacevole e corrono tutti estremamente piano, cioè proprio, sì, come quella volta che abbiamo visto che siamo andati in moto in Germania, cioè è proprio, sono così, è la mia patria questa, cioè sono passato tipo a un rabocco autostradale, una roba del genere, e poi sì, a me guarda, mi fa, va pian Dio caro, cioè non per fermarmi che dovevano farmi il posto del blocco, va pian, cioè a me va pian, cazzo, c'è il colmo, porco cane, che pacchia. Sì, che vedi il limite tipo qua è 120, eppure nessuno, cioè non so, ma anche quando c'è un po' di traffico, se hai macchine dietro e camion, nessuno che rompe i coglioni, nessuno che suona, al massimo qualcuno ti sorpassa e basta, cioè veramente è piacevolissimo il viaggio inteso come strada, veramente tanta roba Fioi, cioè guarda che strade ultra pulite, panoramiche anche, insomma dai, va, arete in giro, guarda che bello, insomma, qua neve e tutto quanto, rilassanti. Oh, giuro Fioi, l'ho fatta e la sto facendo tutta ai 70 all'ora. Guarda qua, vedi tu. A parte il fatto che è la coppia perfetta di Pullman, proprio la modalità più economica che ci sia e quindi consumo veramente a metà, ma viaggiare così, dopo vabbè, dipende sempre dal mezzo, però veramente non ti stanca, cioè io la strada non la sento, cioè ho fatto tipo 700 km come averne fatti 10, hai capito? Mentre se ci sono strade impegnative o comunque se ci sono situazioni impegnative più che strade, volevo dire, là il cervello è molto più impegnato, te sei molto più stressato e quindi ovvio che ti stanchi prima, hai capito? So, io credo di essere in Germania, ma probabilmente i poliziotti che stavo per investire erano l'ex dogana, non so. Questi sono i parcheggi lungo l'autostrada in Germania, bidoni dappertutto, tavolini da picnic. A punti interni i tedeschi devono pissare tanto perché nell'autostrada ci sono tutti i cartelli che ti indicano tra quanti chilometri ci sono i bagni, cioè qua manca 3 km, qua 7. Germania, questo posto me lo ricordo e avevo promesso di non parlarne, però continua su A8 per 58 gente smontata, cioè la coda è infinita, c'è proprio tutto il tratto dal nord della Germania fino all'Italia, cioè è pazzesco e non ci sono incidenti, è proprio così, guarda che roba. Mentre guarda, tutti fermi, e gente che smonta giustamente dai veicoli perché dice cazzo faccio, passo tutta la giornata qua, guarda che roba, ambulanze, tutto pazzesco. Niente, volevo condividere sta roba perché ripeto non ho mai visto una coda così lunga, cioè 300 km di coda, ma non è un modo di dire 2,4,50 al litro il gasolio qua, impazziti. Siamo quasi arrivati a Stoccarda. Cioè siamo arrivati, sono 3,2 km e ho metà pieno. Mamma mia che casino quei parcheggi Fioi. In teoria io ho trovato questo, spero, credo, vabbè. Ok, il parcheggio è completamente diverso da come me l'aspettavo e i camper sono fuori, io sono l'unico dentro, c'era la sbarra per l'altezza però era aperta, io sono entrato. Allora, questa è la mia configurazione con la bici. In questo modo, anche se dicono che Stoccarda è la città più sicura del mondo, io mi sento ancora più sicuro. Questo è l'altro parcheggio, vedi c'è un po' da interpretare. Camping verboten vuol dire campeggio vietato, ma cosa intendono
per campeggio? È vietato entrare con il camper o è vietato aprire i tendalini e via discorrendo? Perché vedi, è anche carino qua. Quasi quasi mi sposto qui van life qua. Guarda che camionasso che ha questi, enormissimo, porca miseria. Però aspetta, fermi tutti, usiamo un po' il cervello. Questo parcheggio qua è anche carino, ma guarda com'è isolato. Se io devo andare via a piedi tutto il giorno, che c'è poi l'autobus e vado via, è un po' stupidino. Qua dentro, o dove? Da qualche parte, cioè di qua perlomeno ci sono i campi da tennis e una specie di scuola dove sono io. Quindi qua c'è sempre questa specie di via vai, non capisco cosa c'è. Sono tipo delle scuole, ci sono tanti bambini, cose. Sì dai, ho anche la camminatina, dopo vedrò se ci sono alimentari o cose del genere, sai com'è, magari vuoi andare in un baretto, c'avete una biretta o robe del genere, sono tanti tipo indiani. Torno indietro perché adesso alle 5 ho degli appuntamenti di lavoro e poi oggi è venerdì, quindi ci sono anche i conteggi. E eccolo, benvenuti nell'ufficio dei miei sogni. La famosa finestra davanti alla scrivania con vista panoramica. Al momento siamo a Stoccarda, ma poi fammi vedere, mentre che lavoro con sto albero e qua st'altro di qua lo alberei così, buttai là. Scherzi a parte, jokes a parte, il parcheggio, anzi i parcheggi, quelli davanti al campo da tennis che troverai nelle puntine, sono abbastanza distantini da degli alimentari. Più vicino alla Spar, ma sarà tipo 1,5 chilometri, una roba del genere almeno. In questa clip voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta da alcuni dei miei amici, ossia come sono le ragazze qua. Allora ti dirò, la prima sì mi ha un po' colpito perché sai, era tutta bionda con le sopracciglia tutte bionde, chiare, più un biondo quasi platino, quasi bianco, mi pare una roba tipo del Signore degli Anelli, però dite insomma se razze tedesche qua nordiche, insomma se così sono fatte, insomma, ecco. E mentre le altre 43 no, insomma, le altre erano tutte olivastre con lo scialle in testa.